Invicti Lupi è un'associazione di rievocazione storica che si pone come obiettivo quello di aprire una finestra sulla società longobarda del VII secolo nelle nostre terre. Ciò attraverso la ricostruzione della figura dei guerrieri, delle dame e di tutte le varie persone che vivevano in una fara dell'epoca. Ricostruzione e rievocazione storica, didattica, combattimento, cucina, tessiture ed artigianato, simbiosi con la natura e con gli animali, cene storiche, animazioni, spettacoli e tanto altro. Invicti Lupi si rivolge a un pubblico eterogeneo ghiotto di approfondire svariate tematiche storiche, sconosciute, leggendarie e mitologiche. L'associazione cura vari stili di combattimento, tutti improntati al realismo e all'agonismo. Combattimenti singoli e multipli, a tocco e a contatto pieno. Cura delle attrezzature storiche, studio e utilizzo delle armi dell'epoca. Allenamenti settimanali, training periodici con altri gruppi. Il tutto per fornire una ricostruzione plausibile dell'elite guerriera longobarda del tempo.
motivo per il quale vinceremo è perché siamo una fratellanza, perché siamo uniti. Impegno, tenacia, sacrificio, passione, cuore. Solo così potremo raggiungere il nostro obiettivo. Novi! Invicti! Novi! Invicti! Novi! Invicti! E ora? Gavezza! Sin colì donza d'Agis dall'Usens, dal parco di Peuma, e vincetat un personaggio strano che non ha di essere perché che seguisse la nostra trasmissione di informazioni in lingua furlana su Telemare, venga stai che è un langobard, che per quel caso è Enrico di Mossa, dall'associazione Invicti Lupi di Romas dall'Usens, che è un'associazione di rivocatori, vi darei. E sono qui per presentarnos la seconda edizione della manifestazione Romas Langobardorum. Ma vi dico prima di farvela con Enrico di qui che sono questi Invicti Lupi per cui che non si vesa. Allora, Invicti Lupi a Romans, qui seso, se fa seso? Invicti Lupi allora è un'associazione di rievocazione storica, ossia praticamente un gruppo interessato a rievocare e portare all'interesse del pubblico una visione, una fotografia di ciò che poteva essere la società langobarda da questi stiari attorno al XVII secolo. Fa schist principalmente con la ricostruzione da figure, per esempio, dall'Uerier, l'Ariman, dagli Feminis e anche di tutti altri personaggi che potevano una volta fare parte della società d'affari langobarda. E per sé proprio a Romans dall'Usens? Beh, Romans lo sa, poi magari, però dall'86 è stata accettata una delle più grandi necropoli langobardi di tutta Italia. E allora per valorizzare questi territori, per portare l'attenzione su ciò che comunque è un tocco una vorona importante della nostra storia e della nostra cultura regionale, perché che hanno lasciato un segno, una vorona importante, ecco, a Romans. Ma allora questa manifestazione che si è presentata, di sé si tratta? È una rivocazione, ma sia di particolare? Di particolare che comunque le rivocazioni langobardi in Italia sono poche. Questa edizione rispetto a che è passata, per cui che è già stato, che si è informato, sì, viene chiamato più più grossi italiani che foreste e dunque si varrà per esempio un campo storico più grande, più più tendis, più armi, materiali, più didattica, per cui che ci interessa, ovviamente i rivocatori sono lì a questa, non si dove in costume per così. Non è un carnevale fustagione? Non è un carnevale fustagione, Ancia si divertisce ovviamente, ma è un servizio che fanno alla Int, per informarla, per farci conoscere la storia della nostra terra. E quando sarà la manifestazione, non vi detto? Il 17-18 di mai, lì al San Sebastiano di Romans, e lì si vedrà, sarà veramente un bazar pieno di tende, senza vai, sarà veramente al di tutto. Ma allora vi dota se insomma la più parte molarea è giovani, insomma dentro l'associazione, ma se accatti a un giovane che magari vuole svicinarsi in un'associazione che fa revocazione di un team così lontano? Beh, allora il biel dall'associazione Invicti Lupi in particolare è che non cura doma una spieda da rivocazione, sono vari robis, per esempio sì, ovviamente la spieda sportiva che riguarda il combatto con le armi, che è che più interessa ai giovani, non saprei come dire,
che è pigola di pacassi, ma cura tanto anche l'aspetto culturale, sia da cultura propriamente detta, cioè viene a studiare la storia del popolo longobardo, la sua cultura, ciò che non resta, ma anche da cultura materiale, per esempio con l'artigianato, la cucina, una dei nostri associati che è proprio specializzata che le fantastiche fasi in tessitura, cioè, diciamo che offriscono al di dopo un che è interessata è entrata nell'associazione, sarà già puntato lui sui suoi interessi, potrà dopo di sviluppare quello che preferisce, dopo magari col tempo anche slargiarsi, no, su altre robe, magari uno che ci interessa per scombate, planca plank, ma allora si informa e si fa su tutta una cultura. Sì, rispetto magari a coltivare l'interesse personale a casa, venire dentro in un gruppo come l'Uestri, permette anche di tirare strengi le arms anche dal forest, no? Come a volte non si di tanti anni che esiste, ma aveva già una bella rete, no? Sì, che di poco, cioè subito tic tac è stato fatto di Matteo, il nostro presidente, ha stretto le armi con 12, lui ha messo, perché come associazione siamo proprio amici da Biella, di Modena, sono altri gruppi che hanno specializzato in rivocazione comunque dai nostri stessi periodi o che comunque hanno i nostri stessi interessi dal scombate dopo lui l'anno passato e ha fatto contatto che stanno venendo a Romance gruppi da Ungheria che fanno Avars una lavoro bene e sì, insomma comunque il biel di far parte di un'associazione di non curare la propria cultura di Bessole che comunque tu hai dato un insieme, una schiera di persone che ti aiutano, che hanno anche il loro interesse che tu vedi migliore. È una maniera di insiorarsi insieme, no? Sì, è assolutamente la mia roba. Sì, di là dal camp storico, dai combattimenti, sarà anche un'occasione di approfondimento culturale in senso più stretto, saranno conferenze, non verranno esperti, mi pare di vedere il programma, e se non poi tu dedichi. Allora, già l'anno passato si aveva praticamente avuto una serie di conferenze, era la prima edizione e in fa di spocci. Quest'anno ho pensato bene di ampliare questo aspetto perché comunque la possibilità che viene studiata è una grande fortuna che non tutte le rivocazioni, non tutti gli eventi dedicati possono proporre. E dunque, come l'anno passato, Nicola Bergamo, che non sarà, lui studiò specificamente di questo, dal rapporto dai Longobards con i Bizantini. Dopo Cristiano Brandolini, lui curerà un aspetto culinario a riguardo da Secca Bevevin. Dopo sarà Franco Finco, che lui curerà una conferenza su Secca Nus Resta in DDW da Lenga dai Longobards, studianti toponings, sì, reliquis di Secca Nus Resta anche per Furlan, che le vonda plen di parole langobardis. Dopo sarà sicuramente Marco Salvador e Massimiliano Francescutto, loro due cercheranno da fortificazioni langobardis in Friuli, e dopo Leonardo Sernagiotto, lui cercherà da battaglia da Livenza, la che i Langobards per l'ultima volta si hanno tenuto bot contro di Carlo il Grande. Se in tutto caso, queste altre informazioni sul programma in dettaglio si chatta sul sito internet dell'associazione Invicti Lupi e anche sul gruppo Facebook. Ma allora veniamo a fare un momento di che tu sei squinzato, no? Magari qualcuno che ha veduto la prima puntata dell'anno passato sull'associazione Invicti Lupi sa che stiamo parlando. Ma se ha di particolare, il modo di vestire di un guerriero longobard come che tu sei tu? Allora, i Langobardi dicono che hanno cambiato il loro modo di vestire via il tempo. In un primo periodo, la che venivano da Scandinavia, probabilmente avevano visto una vorona differente che noi siamo mettuti in Pannonia e hanno avuto più influenza ongera. E poi dopo, una volta arrivati in Italia, una volta conquistata l'Italia, hanno fatto un modo di vestirsi che era più conforme alla norma romana. E talmente non vi ho detto qui Sazzarobis perché comunque è un vestiario militare e dunque tutto il discorso da moda non è così. Diciamo che la roba più caratteristica dai Langobards proprio che io qualificava erano gli spazi blanchi e le gambe. Sono anche un par di aneddoti interessanti contare sulla storia Langobardorum a proposito dei fasci.
Pal resto un par di bregons qualsi sei. Che i romans hanno zappato dai germani, giusto? Sì, i germani erano là in con i barghesi, che dal meridione non si doprava. Non sai perché, sono così comodi, non sai. Però, poi dopo, vedi, che... Vengono le armi, no? Le armi. Questa roba qua, è un kaftan o klappen rock, mi pare tedesco, è una ipotesi ricostruttiva, non è sicuro che doprasse una roba così. Però si vede di tanti sbandi, le raffigurate su incisioni, su vari robi, che ha questa specie di giacchetta che doprava in guerra o comunque per funzioni rituali, si arada così. Io l'ho avuta fare in bottega perché comunque per ipotesi si pensa che vedi fa funzione di armatura. Dopo vedi al Cortés? Vedi al Cortés che anzi altra roba. Non si chiama Cortés? Si chiama Scramasax, è un'altra arma tipica dai Langobards, è un cortesate in sostanza con una lama sola, taglia dome per questa banda. Questa è l'arma che si è impartata di sempre, anche questo caratterizzava soprattutto l'on liber. Se tu avevi un cortese, tu eri buon di scombatti e tu eri un non liber, altrimenti no. Era, sì. E dopo viene al Scott, che disegna la necropoli di Romans che si faceva prima, sono state stanze un bon, no? Sì. L'umbon. L'umbon è questa parte dal Scott, è questa una semisfera di fiar, o che i Langobards tendenzialmente con 5 clouds, ma non è una regola, in realtà a 2, 4 e 6. Che non era una produzione industriale, no? No, anzi è un lavoro di diventare mazzo per fare, perché io facevo altri questi. Ecco, questo magari è interessante, per cui che magari lo svicinassi a questa associazione. Che non l'ha noi, insomma, che al volo di venire, si molto facile a venire fuori così come che tu sei tu. Ci vuole tempo e passione. Riguarda dai pezzi, la roba ha un suo costo. Per esempio, gli spadi o gli armi, comunque, sono robe che costano che costano, non si può fare noi di quel. Però comunque l'associazione l'è pensata in questa maniera, a Scialins, una volta che uno le appena entrato, ci conventa per partecipare in sostanza a un kit proprio di noi, una ciamesa, un par di barghessis e vonda in sostanza. Dopo planca a planca, con i suoi temps, con il suo interesse, c'è molto calpol, c'è molto cavolo, poi sì, ingruma roba e planca a planca fa il suo vestiario, il suo corredo, ci passa armi dal livello che preferisce lui. Quindi, ma si disegna le porte se sono verti per... Assolutamente. Si molto facile a unirsi alla vostra associazione? Beh, per unirsi a un'associazione si può cercare contatto subito via Facebook, via email, via pel sito, oppure altri si chatta ogni lunedì di sera attaccata a Snoof, lì da palestra da scuole di Romans, venite, informarsi, comunque le porte sono sempre aperti a qualsiasi sei. E disegno che è già stata la prima edizione, tornante alla revocazione a Romans, anche è già stata la prima edizione, di là c'è stata più conferenze, ho cambiato anche un po' la logistica, disegno, è sempre come l'anno passato, il stesso posto, molto funziona. Lei ha stesso posto, sarà più roba in sostanza, varrà più zamp, più tendis, più int, sarà la in cui ci vai addirittura che stanno. Ah sì, questi groups che vengono di fuori, se hanno se partino di particolare che magari i vecchi lupi non corrono così in fondo. Beh, è un gruppo che è specializzato sulla equitazione e con loro si vede anche che no altri non possono vedere in sostanza e hanno di nota palestra a parte pazienza. Dopo i gruppi da Ungheria che fanno avars sono una roba che non si lavia tanto spesso, sono tutti in Italia, non sono mai venuti pensi. Allora sarà la loro prima volta in Italia e insomma scusate, sarà sicuramente interessante. Dopo torni a dire, i rivocatori sono lì a questa paint, quindi qualsiasi persona che vede interesse di domandare una roba, un dubbio, che non stai di bazzellare, che domande, sono lì a questa e dopo altre robe si dice di l'anno passato avete veduto probabilmente il funerale Langobardo, dove infatti l'inumazione di un guerriero è morto durante la battaglia. Succede no, di morire ogni tanto.
che stanno, allora, per prima volta penso in Italia faranno l'inumazione di una cubbia, un maschio e una femmina, e tutti e due insieme. Sarà, penso, una roba interessante. Questa la sera da Sabida, e dopo concerto, festa, da dormire, la di dopo si torna a casa e beh, sono le conferenze sedute. Se a proposito del funerale, dicono Walter aveva scelto come periodo storico il secolo XVII. In particolare, dicono per l'aspetto religioso, per i Longobars, che il periodo lì si aveva di particolare rispetto ai secoli primi e ai secoli che vanno di vigni, cioè erano credevano a Odin o erano già cristiani, come era la situazione? Sono varie ipotesi in verità, perché una volta si credeva che avevano fatto un passaggio proprio tic-tac di paganesimo a cristianesimo, e invece è una questione con l'arianesimo che vorrei di sapere studiata meglio. Comunque io invito a seguire Nicola Bergamo, che è specializzato in chiesa, lui potrà probabilmente rispondere a questa domanda. Io tal specific non so ben dire. Bene, aquí è come che vende l'aspetto bello, no? Ognuno ha parte alla sua passione e poi la più in soldi, da robe che interessano, no? Bene, allora noi si la 5-6, io ti ringrazio Enrico per essere venuto, so da sorelle vissuto abbastanza pesantemente con lei a Peuma, che siano appunto sulle rive dall'Usens che i Langobars hanno attraversato, no? Per fondare il loro ducato dal Friuli. E allora, come salutando a Ganes dall'Usens, us da col trailer al filmato che in Victi Lupi hanno preparato per questa manifestazione. Di nuovo grazie e mandi.
führen, hu die Mutiger für immer leben.